È ufficiale, da oggi vietati in Veneto burka, niqab e tutti gli indumenti che coprono il volto in tutte le strutture pubbliche, specie in quelle ospedaliere. Stop anche alle armi ma con riserva, cioè si può girare liberamente armati se in possesso di porto d'armi per legittima difesa. In questo caso accade così che un privato cittadino può recarsi in ospedale o a scuola, ad esempio, anche con una pistola, purché in possesso del predetto requisito, deroga che di fatto quindi permette di poter girare liberamente armati. È quanto deciso dalla nuova legge regionale approvata ieri in Consiglio con il voto della maggioranza, cioè con 30 voti favorevoli, contrari Movimento 5 Stelle e PD, con 12 contrari e un astenuto, come riferisce il relatore dell'emendamento in questione. Io da relatore ho proposto in aula un emendamento per quanto riguarda le armi ancora più restrittivo, che fa riferimento alla norma nazionale, e se i consiglieri del PD fossero andati a vedere la norma nazionale avrebbero visto che questa recita che a chiunque è vietato uscire di casa armato. Non si può andare armati nelle riunioni pubbliche e la forza pubblica ha il dovere di arrestare chi gira armato. Questa è la norma che è stata inserita all'interno del regolamento per vietare il burqa e il niqab. Per vietare le armi negli ospedali anche a chi è in possesso del porto d'armi per difesa personale, di fatto la Regione delega la decisione alle stesse ULSS. Ecco come. E diamo la possibilità ad ogni ente della regione di poter fare delle norme ancora più restrittive in caso di bisogno.